Abbiamo una storia di migrazione molto importante, soprattutto nel Sud America, e appunto questa guida deve essere quello che si va alla ricerca di quelle che sono i nostri antenati, tutto quello che hanno patito i nostri migranti attraversare l'oceano e ricostruirsi una vita al di là. Dunque una guida che avvicina le due comunità, quella veneta qui e quella veneta Certo, oltreoceano. a doppio filo direi, perché comunque già noi lo siamo perché pensiamo a loro che si sono spostati, ma loro nello stesso tempo pensano a quelle che sono le loro origini qui da noi in Veneto. Viaggiando verso sud Brasile è una guida che ci ripercorre 6 stati all'interno di un Brasile completamente di origine veneta e italiana, e ci fa conoscere attraverso questa esperienza una storia, una cultura legata anche all'identità fino alla gastronomia, di persone che raccontano di un'esperienza di viaggio, di emigrazione che quest'anno compie 150 anni, con un territorio di 12 milioni di discendenti veneti che oggigiorno ancora guardano al Veneto e all'Italia con il cuore pieno di nostalgia. È stato un progetto straordinario, ideato qualche anno fa, che ha portato a conoscere l'identità di queste comunità attraverso un lavoro sulla fotografia, sui monumenti, sul territorio, e direi che è la prima guida inedita sulle comunità italiane, diciamo, in Brasile. Un progetto che interessa non solo i veneti e gli italiani che possono viaggiare in questi territori, ma anche i tanti turisti brasiliani che dal nord, dagli stati di San Paolo, vanno a conoscere questi territori e vanno a scoprire queste province, queste comunità che sono profondamente legate al nostro territorio.